Che sei sul piano, dove sei? Dove a Fagarè, che è un speron fatto nel 1927. In che zona del Fagarè? Quando che si va all'osteria? Dunque lui è chiappa la strada qua, la Postumia, e che disegna che segna per andare a Fagarè. E va su sul Lazzare. Con lei entra sul Lazzare, io avanti un chilometro e trova una rampa che va su e lui va direttamente su Sperò. E questi sono stati fatti Per sostegno, per tenere le acque che sbatteva dalla riva, già che portava via, per tenere l'acqua in canale praticamente. E uno io l'ha fatto a Rongarè, a Negliglia, tra Negliglia e Rongarè, sulla parte sinistra. Un batteva, l'acqua batteva là, renta la corsa e veniva spinta dalla parte destra da Fagarè. Non cadere, prima però non cadere. Beh no, lui lì insieme all'Arzare, sta poco ma Rongarè. Attraversavamo il piave e Rongarè. Andiamo alle piave non cadere. Sì. Fare le qua e non cadere. E Negliglia e Rongarè. Negliglia e Rongarè, io dopo paesi di Budai, Ho capito. E io dove abitavi ora una volta? mi abitavo a Ponte di Piave, Vicino a Sperone. in Grava, poco distante da Sperone. Proprio la casa dentro le Piave. In Grava. In Grava, dentro le Piave. Cioè via Zattere, che c'è una via Zattere, là mi ricordo. Mi era detto che stanno a Ponte Piave c'è via Zattere. Ostia, via Zappa, non lo so, di preciso come che sia. Comunque, ero lì dentro per andare a casa sua vecchia, dove c'è ancora sta casa vecchia. Sì? Era vecchia, qui. No, è stata fatta anche qui dopo la guerra. Ah sì? Prima non c'era. Prima che era, ma non una casa a 3 piani. Cosa che era? Era una casa bandra, antica. E dopo la guerra era fatta nuova, insomma. Dopo la prima guerra. Dopo la guerra di 18. Ma durante la guerra del 15-18 che era un'abitazione. Che era un'abitazione. Le sue carte vecchie. Sì, là che sì, senz'altro. E ora solo mi spieghi con dove che c'è preciso, partendo da Cesare Ponte. Io partendo da Cesare Ponte di Piave, non occorre che vada all'Eglesia. Gira a sinistra e ciapa Lazzare. E costeglia a Lazzare fin quando che trova. E poi calcolare 3 km di Lazzare. Che c'è un ponte, una strada, un ponte che va su, lui va su e va dai Daniei, dai Longo, dai Bergamo e dai Davanzo, che è il mio nome, il Davanzo sta dentro là. Proprio dove che Piave. Case che c'è? 4? No, io in casa dentro là. Era c'è fare l'argine comunque. Io già parlato. 3 km. Ma se vuoi che il compagno mi se la cara andare a parlare. No, se tanto per rendermi conto mi capita magari un giorno di andare, anche per individuarsi a carta. Ma a me non mi porta via niente. Se la caro, un attimo. Casomai andando là. Dopo è meno che grave. E dove altri abitavi proprio su a Grave? Su a Grave. No, ricordo che Piave veniva su. Casa d'Avanzo. D'Avanzo. Avevamo a 100 metri davanti, avevamo una seconda Piavesea, io chiamavo la Piavesea, che passava anche per là, la Piave si va a Boppasino. Quando che Piave veniva su, Lisa? Con la Piavesea stava, veniva sotto la Piavesea, cambiava corso, cioè faceva un altro corso e veniva con sotto la Piavesea, gli diceva la Piavesea, prima Piavesea, gli era davanti 100 metri da casa nostra. E quando si alzava questo Piave? Veniva alla fine al primo piano, vanno avanti. Sempre. Quale stava, forse sì. Fino al 39 si sta a Piave? Sì, no, sì, mi fino al 39. Su sta casa? Sì. E quante volte si agarrava il SAD? Che mi ricordo bene una volta che era sui 6 anni, 5-6 anni, praticamente 24 e 6 30 nel 30. L'anno del 28 del 29 fate il Piave ora. Non mi ricordo bene che volta, svegliato là. So che mi ricordo, so perché l'anno là che io sono a Piave dopo, il 28-29. Ero dormito di notte e lì dormia sulla camera bassa con un forno e sentivo l'acqua che sbatterea dentro le querte qua sotto. Come faceva? Basso, e su come piano. Ma sguattanava proprio? E andava via per scovarsi sotto il terreno, dove era gli attrezzi, era ancora basso, uomini tutto quanto, perché aveva su non mia sopra là, sulla posizione là, adesso gli ultimi paio di del Piave e Gava viene volta, se scoprì a alzarsi, lui vio che stava là, perché non gli faceva più rosa, perché viene solo qui. E era una isola e mi del Piave.
Vabbè, oggi perché con parlare con uno invece a San Donato veniva piano. Là da ori, a San Donato, ma qua non ha qua sul piano qua, a via Toro, lui. Via Toro, tanto è vero che una volta, mio povero fratello, che lui era da 26 e 1004, andavamo a Vimini, 20 animali di disegno. Per farli bianchi, sa che se va a stagione quando la pianta si muda, in maggio, prima maggio che si muda la pianta. Non è agosto. In agosto, ostia, in agosto. No, chi si fa i vinchi bianchi in agosto, settembre, per fare i vinchi bianchi. E da dito fatto, se potevo attraversare su un correntino, dove che l'acqua ride, se ne e chiamiamo una battuta, se chiama una battuta, dove l'acqua ride, c'è poco fondo. Dove invece l'acqua via lisa, e tanto fondo saliamo come i pesci non arrivava. Da dito fatto, che io mi faccio però con le spalle, io via stavo andando alle piave, mi sono buttato a fatto venire su e mi vai Vimini e guarda, un po' lo il mese non era buon piede fare e ora da arriva si viene insieme a riva che era 8-10 uomini che l'idea aveva meno madri ho dovuto sotto dentro mi sul piave che aveva 7-8 anni per dire su un po' fratello e me lo salva a me. Ma era così rapida, sì? Rapida? Ma è stato colpa, è sempre stato così o era colpa che Ossora gli aveva fatto le centrali elettriche? No, quando che era pieno, noi dicevamo, quando che vedevamo il nuvolo che andava in montagna, si vede il nuvolo, bassa pressione il nuvolo che andava su, parecchie che a piave alta non si vede l'idea. Quello da qua, una tornata a piave e mi porta via tutto, era iniziava a mettersi via magari i suoi comici, i piatti, i portei, gli alcea, i feri, sono stato, dopo che il piave non li portassi via, la corte gli metteva di pai per attraverso dei retiguagli perché il tempo là era retiguagli gli trovai la guerra qui dell'istituto sai là dei soldati gli ligava tutto su mano e mele de fen quel che era fuori bisogna rigare perché sennò sapeva via ah sì partiva via Paieri partiva via Caneri i Caneri una volta e Fasineri e lei là il demonio va via su Igar tutto. Quando che viene su, che altri pensavi sì, che... i nostri vegli, e nube va a piave, le devo dire che va a piave, e va a piave, se vede la nube un'altra qua, piave era garantita insomma. A se vivo anche al piave là, non anzi che mi ricordo bene, gli 8 10 di ottobre, se vendemmo le uva, a gare là, fate l'uva nera, tutta bianca, dell'era, che è stata neanche buona da portare in cantina di mia sua. E come l'hai fatto? Ah, buttare era. E poi lavarla. Con cosa che non se la vea. Se fu stato a lavare 10 piante e se lava lì con la casa cosa. Se fu stato, lo so che, ma 7-8-10 cambi di vigneto che erano gli anni e piave. Perché facevamo tante vite, dentro in grava. Dentro in grava. Il più vignaioli che era una volta che era vignaioli, era quelli che erano tutte piave. E ogni tanto veniva a e ogni tanto capitava queste disordini qua, capitava quando che era magari per non ci vuole da Gesù. Era un disastro? Altro che disastri. Tanto è vero che lui dice le tasse, paga mia la sua tassa per piave. Anche adesso? Anche adesso. Del demanio non pagavi il demanio altri a te, era di affitto del demanio. Del demanio comanda il piave. Però i proprietari sono sempre proprietari. Ma Vatri chi era il proprietario? Un certo Gasparinetti. Quello famoso del Ponte del Piave. Sì. Via Gasparinetti anche. E che sia via Gasparinetti. E era proprietario del proprietario. Ieri io o il demanio? No, non pagava niente perché comandava il demanio. Il Piave comandava il demanio. Sì, ma le pere, chi era segnare? Ah, Gasparinetti? Sì. Come Vatri l'affitto che pagavi a Gasparinetti? Da ieri mesi. Gli lavora io un mese via. E sto Gasparinetti però non pagava niente al Piave? No, però. no. Ne guadagnava il 50% senza fare niente? Più. Perché anche adesso così che lei è, però non so adesso come che sia, se uno vuole fabbricare dentro, io so fabbricare a sue pericoli e responsabilità, che uno mangia, protegga, saccato no, nel Piave ma rovina, e ora insomma stai all'uvione e venire, io si ricorda 2 o 3 volte, quante volte via, in 9 anni sul disgeo, perché sia sul disgeo che ora era qua marzo-aprile, in maggio veniva forte insomma, il Piave e in autunno, quando le piove di autunno quando faceva il Pidano?
Il danno veniva pigliando quando veniva in autunno, perché io racconto. Ma veniva una volta ogni anno, una volta ogni anno. No, Io in quel periodo che c'eri stare se mi ricordo durante, che mi ho fatto 15 anni là, sono via di 15 anni là, 3 volte ho vista, 3 volte. E ora che volta che eri sotto il letto, come sei stata, se ricordi? Era sui 10, 11 di notte, mio porro gli era andato fuori alle 8, 7, 8, era andato fuori, la vedeva ancora lustra ma da lontano, Era autunno e si sentiva che rudava. Io non so se stanotte a portare fuori, e che poi solo mi sveglia, mi sono posto insieme al cassone, in un cassone in chiama, insieme al cassone, e vedeva che veniva su, faceva il braccio da porta fuori, su per Sky, poi sul secondo piano. E ora si cavava. Se in altra volta veniva manco, veniva solo che ha corso per i saloni, per il cortile, per andare io a casa, che l'anno invece io fino da balconi. Quell'anno che io... Se che mi ricordo bene, che avevo avuto 5 anni, sì, era del 28, del 29 che fu stato il preciso, non mi ricordo. E bisognava rigare tutto, se Ah, resistevi. qui che vuoi darsi da fare, qui che vuoi darsi, sì, perché non era un corrente grande, che se alberi, che se vigna, che tutto, l'acqua corre, ma era chi che ligava se lava, e chi che non ligava partiva via, stavano con il porsale dentro, partiva via la corte intera, partiva via paglieri, caneli, fasinelli, tutto. Oh, sentimo, io da che classe sei? Del 24, 31, 8, 24, 31 agosto 24, nome preciso come si chiama? d'Avanzo Domenico. Vedi? Bene. Ma funziona ora? Sì, sì. Mi ricordo, no, dico, la barca, perché torno al Piave, quasi tutti che aveva, come dire, adesso non lo so ma che tempo era, tutti che aveva la barca. Ed era quando che veniva su impresa, magari chi era Anna che andava io a mangiarsi che andava su, o poi godessi in mezzo all'acqua, no? Era i trovati che aveva 20-25 anni, con i baie, non con i remi, stava lì, con i baie, faceva la paita, papà davanti alla barca, e il corriere poi ciappare 6 anni, e gli viene a ciappare, e gli viene anche perso, perché lui pensa che il mio gli altri con la barca non è tanto facile. Cosa spendevi che barca di solito? Con i baie. Ma anche di solito, sempre? No, di solito che era una stanga con una punta di ferro. Come che chiamavi? No, io chiamava a stanga della barca. A stanga A stanga della barca. E basta. Basta. Quanto alta era questa stanga? Anche 6 metri, sì, che 6 metri, lunga. Di che cosa era fatta? Della via un parte era fatta, una roba pesante, perché se no non si appara sotto l'acqua così facile. Con una punta di ferro sotto che era punta di ferro. E chi lo faceva questa punta di ferro? È un certo anegria Era un artigiano? violina, un artigiano. Violina, era che aveva il maio, cosa Sì, che aveva tutto. c'era una bella... Quanto grossa era stata? Era stata grossa che gli altri posso essere così. 5-7 centimetri? Era una roba così. Che era pesantissima? Era 7 metri, grossa 7 che metri. vuoi un buon uomo a fraccarla. Un buon uomo a fraccarla. Sul Sili invece era di leggera, abbastanza leggera. Ma poi diceva che era pesante perché andava subito a fondo qua. Se no gli toccava spingerla in giù, capisci? Invece quando l'acqua è corrente e la porta via si riviera. E vedi, essendo pesante, al Marco si dice, vedi che mi diceva così, gli faceva meglio. E barca come era fatta quel punto? Qua, con una punta. Davanti o dietro? La punta davanti. E da Dio che si metteva quel che guidava quadro. Quando il rio era tagliato? Quadra, come Quadra. Su che veniva una toia per sentarsi, quando si andava in giù, montavamo con l'orario che non corria tante le masse, sentivamo adesso, perché lì la barca va giù. E appunto davanti? E appunto davanti. Quanto lunga era una barca? 6 metri. Di solito? Sì. Era la stessa lunghezza che di Ato più o meno? È là una roba così. E può caricare una volta che il piave che mangiare, capisci? Il piave che mangiare porta via il terreno. E è stata scoperta una tassa di bombe che rompere di guerri, la guerra del 15 dopo. Era una di voce siamo accorti, sono andati a casa e gli uomini che venivano fuori e a caricare sulla barca. E mancava un dio che ne approfondasse, che l'acqua non entrasse dentro piena di bombe. Che le bombe là, state tutti quanti del FAE,
Degli uomini. E io mi il sal, era un sal dentro, guasta che ormai era fatto. Io ho avuto su tutto, adesso io poco continuare su. Addirittura. Sì, su tutto io ho avuto la cavola. E i bombe le avevi due dopo? E bombe era lo spessore lì, era lo spessore pesante. Che sai che avevi? Una composizione per pagare tutti quelli, si chiamava bombe dirompenti. Bombe dirompenti. Guarda che bei. Senti che bombe sei proprio. Non che piace farlo pesante, insomma. No, Leggero. leggero. Ma però davvero sono 11 gradi questo qua. Questo fa 11,8. Questo Questo fa 11,8. è leggero da beva, ma dopo invece. Comunque, si può vedere cosa da mangiare. Sì. Perché che altro? Quanti gradi ha ora? Cioè, Compagno? un deserto mi pare una buona gradazione. Parlo di vino. Sì, no, basta, parliamo di. Ha sentito che funziona, grazie. Lo sentito stanno di aria. E E ora- ora dicono io pensieri l'uomo. Mi danno c'è la vanna, è nato a telefonare, vedono come che io arrivano. Quindi stamattina che arriva io. Ah, che capito. Perché una ragazza detto che stia qua? A venire per qua, ha detto, ragazzi ti va a casa a mangiare. Che mi va per parlare Perché con telefonare non dove era? È nato in Ah, io osteria, telefonare. E sta barca. Sta Più o barca. meno l'atto era lunga come la barca. Sì, una roba così. Aveva un nome specifico a barca? No, a barca. Battel? No, barca. Barca. Nessun nome. Nessun nome. Ogni famiglia la aveva sua grande. No tutti. No. La che aveva il Longo, la che aveva D'Avanzo, che sono avanti, la che aveva Daniele, una che torno là mi ho conosciuto qui. Ma una volta appunto fino al 39 che era sempre una piave così scarsa di acqua tante volte. Mai vista di qui scarsa d'acqua. Io si pensa che non ha di fiori, pescai non sta inverno se piove. Un anno grano del ghiaccio, che è a un metro del ghiaccio, che qui i contadini io spacchea nel comune che è avvertito, io spaccasse a fettoni e portarlo in frigorifero su una via a Ponte di Piave, che veniva sotto Treviso, gli ha fatto una iacera e qui i nostri che venivano a ghiaccio a Ponte di Piave, la iacera. A che scopo? Perché serviva ghiaccio una via là, ostia. Sì, Quali sta? Ora poi io ospedai e basterò che non era via di scolevo, gli era regolare ghiaccio. ci fanno che? E gli era una cosa sì. Con cosa lo rompeva il giasso? Quel picco. A son del picco, i fei i pavi, ti sui carriere e portare via. Dunque, dopo cosa si fa acqua? Quella barca serviva per vendere mare. Ah sì, come fai? Per vendere mare andava a caricare, si metteva gli uomini, insomma, se parla sempre, non li troverei, gli metteva insieme un carro, sta barca, e quando che era presa da vendere mare, dentro una sa barca gli portava in cantina a Ponte di Piave e là gli metteva la barca. Gli avevo ridere, ostia. Le faceva tutte e sfruttare proprio al massimo sta piave. Perché se poco a paura sempre le piave, era quello che era ora vendere mare solo, Di oggi. e oggi. Quanti campi che avevi sulle piave? Dunque era più di 30 cambi tra quelli che era da che era raccolto e quelli che era Vimini, che La era vostra casa, la vostra d'avanzo, Sì. guardi che avevi 30 campi. 30 campi. Quanti famiglie? Quanti eri in famiglia? 26 e 27, Il vecchio? vecchi 3-4, Capofamiglia, diciamo vecchio. un capofamiglia, sì, capofamiglia Però non le era case- per porro uno che era, ha detto più all'orto che altro. Guai se l'orto si otteneva sempre lui. E in grava riuscivi ad avere anche loro? Sì, in mezzo ai e sassi. sparali, e non era terra di prima che era scherzo. Ah, ma che sassi? Sì, la voglia che adesso che i sassi dove portare via la terra, ma là che era lo strato che era sicuro 2 metri di terra, 3 metri di terra. E terra ferti e che avevano i vigneti che confinava con Fagare qua a neanche a 500 metri dal paese di Fagare, vigneti, vigna impiantata, e quando che veniva appunto queste piave grosse e si iniziava a rosegar, mangiare, andava su vive, ferro, di tutto per la piave, ostia. E era la terra, si vedeva terra, insomma 3 metri, parco di terra. E
Che sei ancora, sti vigneti adesso? E le pignette perché piace la portare tutto. E come mai la portare tutto, secondo io? Perché che a volte dopo che gli ha smesso di esattare, cioè, finché era in Canada con esattare, e piave andava Dio il suo destino. Quando gli esattare non è più al manco di Dio come che diceva il porro non nei nostri polireggi, qui al via esattare, l'acqua comincia ad andare da qua, era roseghiera da qua, roseghiera da là, se che ingombrava il posto come che era, che passava esattare, che lì su alberi, e l'acqua comincia a deviare dappertutto, era portata via campagna, destra, sinistra, dappertutto. Dentro la grava. La fatta degli anni sono 20 anni avrà portato via, non dico tanto, ma avrà portato via, solo che diciamo sulla zona Ciapamo, a Ponte di Piave, andando fino a Roncadè, avrà portato via migliaia di ettari. Migliaia di ettari di terra che ha portato via. Con vigneti impiantati, ma che vigneti? Sì. Io convinto che fosse santo. No, sì. Venivo quanti domani da Lea, Piave, ostia, in mezzo ai nostri vigneti, fin qua da fare. E ora il Piave aveva un corso specifico suo. E aveva un bel corso che andava via molto bene, finché restava esattare. Ma ora ste barche, chi lo teneva ste esatte? Cioè no, chi lo teneva dritta, libero il corso del Piave? Per conto mio era esattare come chi diceva i vecchi, non Io le stesse? Io le stesse. O che era qualcuno addetto a tenere... No, era lui che lavorava, era lui che lavorava. Appunto dopo che io via esattare. Ma ora come facevi a tenere dritto il corso? Perché si vede che era sempre a sua acqua, e poi a dare a sua acqua abbondante. E non regnava né pioppe né tapponi né finché passava e tenia netto. Dopo cominciai a imboscarsi. Imboscando, scappa di qua, scappa di là, Roseria una volta, Roseria che altra. Praticamente dove che io Valtteri che avevi il vigneto una volta, adesso non non vedevi niente, portavi via 30 tutto. campi vostri. Portai, c'era stati con 7-8 campi. La famiglia del Longo, tanto per citare che una Longo, a casa che restava in piedi, fanno l'acqua, ancora in piedi, se no il piave ormai portava via a casa. A vostra famiglia invece d'avanzo, che sei ancora a casa là? Che sei a casa. E con pochi campi? Sì, con pochi campi, perché a casa avevamo chi ha fatto Speron, si chiama Speron. Chi ha fatto trovare le Mussolini che ha guardato sui lavori, sa se va. Ma non siete qua Speron? Ma nel dopo. Ah, quello che Roncadè. Quello che Roncadè, che era la spinta che va di là, e quello che era la spinta che va di là. La vostra se va con l'argine di Roncadè, sì. con Speron di Roncadè? Sì. E ora mi dice sempre questi 30 campi di grava, ora la maggior parte era del vigneto, quanti vigneto che avevi? In quel tempo là, poi calcolare 30 campi. Sui 10-12 campi di vigna. Dentro? Sempre dentro in Piave. Bella terra. Sì, terra buona. Che vigna che avevi? Che vigna? Gli aveva il Riesling, il Raboso veronese, gli aveva la prima uva che aveva primissima, il Borgogno. Dopo altre due. Borgogna, come si chiama? Borgogna. Bacò, Clinton. Facevi vigna con Bacò? Sì. Va bene, sì, te. Ma Clinton non era abbastanza. Ma un Clinton qui. O vendevi in cantina? Che là penso che no, penso che io facessi. E chi le aveva piantate queste vide? Eri sempre state ancora dei vecchi che si I vecchi e dopo i trovati di Riomano, quelli dell'11, dell'8, del 10, dell'11 di Riomano, li piantavano via. E oltre, ora se hai detto quanti campi? 7-8 di vigna? Va bene da 10 campi di vigna. 10 campi di vigna. E dopo, oltre la vigna, cosa avevi? Io aveva cavalli. Su che altri campi? Cioè io aveva Spagna, medicai, io aveva prati, come si chiama, noi che passava il Piave, rare volte, che chiamava il Basson, un titolo come il Basson, noi che era la bassa, noi che era terra bassa, lei seguia. Sul Basson era una roba spontanea? Seguia strame, seguia... Sì, tipo Perù. Non semenato? No, era prato per conto suo. Veniva fatto strame per i vacche? Per i vestiti, è strano. Per fare il letto? Per fare il letto e vestiti. Per fare il letto e vestiti. E dopo che era passione loro che passò i nostri, che gli c'era 2-3 cavalli. 2-3 cavalli dove li mettevi? Con cosa li davi da mangiare? Che sempre la roba più scarta quel gramedel, che era roba che veniva fuori. Come si chiamava? Stramedel. E andava a mangiarsi le ore o che lo tagliavi? Ah, gli stai andava a mangiarsi, gli dirigentava.
E all'inverno io gliene facevo, gli regalavo di stare. Li stai pascolava? Sì, pascolava, sul seraio. E dopo avevi prato, avevi anche panoce? Panoce? Frumento? Frumento poco, ma mi dica poco frumento. Quanta percentuale dei cereali fra panoce e frumento rispetto a vina? E rispetto ai prati? E può stare in altri 5-6 cambi di roba. Di cereali? Sì, del pinove. E in più l'orto? È un bell'orto. Quanto grande? Mezzo campo quasi di orto. Spara lì. Figli che era a volontà per 3 mesi, ma io figli per 3 mesi, che era tutte sorte figli. C'erano gli alberi di figli, altri 4-5 metri. E andavi a venderlo dopo sta roba al mercato? No, andava a mangiare i funghi, li andava a vendere, era un'anziana, una vecchiotta, lei ha funghi che te ne aveva una roba che non ha di bocce, mi mandava arrivo, quindi no, lì, sti funghi. Dove andavi a venderli? Poi piazza Ponte delle Piave. Ah, non Treviso in giro? No. Che funghi eri? Ah, funghi, i migliori funghi che era che un culo se incada neanche agli altri. Come si chiamavi? No, gli diciamo, sai i chiovetti? Sì. Chiovetti. I vigni e sui garie e sui morali. Solo Ciodetti? Ma per sai funghi, che tanto, bei bari. Anche altri navi, cosa te? Sì, non trovi. E era un bescheo? Sì, era un bescheo, sì. Era un bescheo. Quanto avevi per dire? Cioè, cosa c'è? Come va? Cosa te? Cosa riuscivi a farci su? Farsi 2 o 3 feste, venne un po' di funghi una volta, 30-40 schei, una roba così. Perché noi scheo non l'ho visto, non l'avevo operato. Cominciamo a operare i 5 schei. 5 schei sarebbe 5 lire? 5 centesimi, no 5 lire. 5 5 centesimi. Cosa compravi questi 5 centesimi? Con 5 centesimi si può comprare un bel panetto da pane. E quei funghi quanti centesimi ci paghi? 30 centesimi. Sul mercato? Sul mercato. E io bucavo 3 cose per i di pane, che per una era da giocare. Perché? Cosa mangiavi? Poi se andava alle bonifiche, andava lì a fare 2 prese, 3 di lavoro, in bonifica. Poi si partiva che vesti dai grave e si andava sui stretti, si diceva, in bonifica, noi cominciamo a bonificare le terre e là che avevo 2 o 3 prese di parmigiano. Compà? Dovevi comprare? No, noi in affitto al Paron mi mandai, al Paron pagava l'affitto e non arriviamo a fare là a roba. Sempre Gasparinetti? Sempre Gasparinetti e a parte. E sempre 50%? 50% e 50%. E prendevi poi se porti a casa se poi però oggi perché bastia tutto l'anno, perché noi non bastia. Anche sucche? Seminavi? Sucche e veniva qua a casa nostra qua. Dove ieri non sei grave. Che sucche eri? Ah, sucche crepe si diceva. Sucche crepe. Non porsere. E porsere, poi porsei. 2 tipi di... 2 tipi. Che era magnar e gli dicevano crepe. E crepe. E che altre porsere che veniva grosse. E quei crepe come si? Quei crepe si fate a onde. Si fate a coste. E ne era di nere, ne era di colorate, ne era di tutti i tipi. Quanto grosse? A media 25 cm? È una roba così. Ma sai che tu che mettere sulle bronze calde, buttare poi in giù e la porsera insieme a fare un fuoco, se tiri fuori dei succhi che si mangiano, cioè se le metteva sulle bronze sotto, girare col manico per giù? No, spaccarla, tirare via il mare, bisognava spaccarla? Farla a metà, farla pulito a metà, sì. Col cucciaro e femmine si deve a far tirare via il mare, gli diciamo un mare non insieme, completo tutto, solo va bene, e allora se mese intera sulle bronze, sulle braccia, e querte di cenere e fare il fuoco per sopra. Cioè, allora sapeva cenere sopra le scorze? Sì. Fuoco di sopra? Allora sapeva quanto che voleva per cucinarsi perché ormai gli era abituato a fare che robe. E dopo tirava fuori una zucca che era un spettacolo. Cosa che facevi? Mangiavi fuori via o per pranzo? Beh, no, francamente non è stata la famiglia che ha patito tanto la fame, ma se mangiava non ha zucca. Ma pese, ma in maniera non è pese, ma io non sono pese che non era volontà. Poi a me non è che non era per la salita, che mancava la pointa piuttosto. Pan non mangiava neanche una mano, pan non mangiava neanche una mano perché non era possibilità. E pointa addirittura? Pointa brustoava e pointa calda, pointa brustoava e pointa calda. E vi mancava anche qui a volte? E erano scarsi di pointa, ma erano più scarsi di pointa che di comparativo. Questo vuol dire che per Agra non ve ne vai mai? No, mai buo.
anche se mica meglio la poeta, per la mai chiamava. Perché se avevi il pesce, che avevi altre roba. E era un po' non portava a casa degli pesi, ogni tempo di piave, 2 o 3 mesi di piave, portava a casa i barbi, meglio pesi che viene a piave, meglio della trota, meglio. Come, aspetta, a Puente che avevi un nome, che Puente che avevi? Come chiamavi? Dunque non andi, è perla, è il nostrano, il perla. Bianco? Bianco, sempre bianco. Puente Foresta, mai sentito dire? Che roba era? A Punta Bagra idea, qui veniva dall'America, a Punta Bagra veniva dall'America. Mi pare che avevamo mangiato anche qui, ma dopo che mi ha aperto la bonifica, che non so se l'anno a Punta che io a posto. Ma perché mangiavo Puente Bagra? Era E gli miseria? diceva Punta Bagra perché veniva dall'America, era la prima punta che costava, per stuvo che costava. Perché chi che non aveva neanche questa Puente a comparsi a euro in casa, da farsi a euro in casa, la comparsa. La comprava? Che era peggiore. A pedo Punta. Puente Bagra? No, perché ho sentito anche da altri appunto. Bagra lo stesso. Puente Foresta. Punta Foresta. Proprio c'è pa male. E Punta Bagra che dicono. Puente Bagra, sì. La nostra lì aveva un sapore particolare, tu sapessi quando che era la Punta Noea. E dico Noea perché in agosto avevamo un tipo di aveva i nostri vecchi parlano sempre di un tipo di turco che veniva precoce. In agosto avevamo a Punta Noea. Quelle femmine faceva la Punta, io stavo fuori sul cortile, a sentire il profumo che veniva a voglia da dentro bagnare fuori tu. Aveva un sapore, un odore che era un spettacolo, insomma. Non Punta come che si fa, non si sente niente, sacramento. Non si sente niente a Punta. Ma veniva voglia di mangiarla anche se mangiavi tutto il giorno? Sì. Sì, perché era così buona che un neanche non si immagina. Bianca. Come si chiamava? Perla. È gran perla, precoce. Nostrano. Non No, io vi neanche chi ti invita. Non veneva più io le stesse mense. No, io non sei cava niente. Persia Una montana. Piave alta, una montana. Veniva dai monti. Sì. Era, si chiamava, ma porta fuori le bestie che era stata, che era 14 di metri, non mi ricordo del preciso, poche a volte se barche, si portava fin sull'Asare, in barca, queste vacche, e la lardi, chiamava, e scarichea, e le tiene insieme all'Asare. Ma proprio dentro la barca? Dentro nella barca le vacche. Non nuando. No, dentro nella barca le vacche. Dentro. Cari e meglio imprese che le ha caricate in questa barca e portare insieme all'altra, la sapeva chi doveva tre capiava in essere grosso. E ora comunque adesso restando a Saturno. La presa dunque, gli ha calcolato che era sui 4 cambi. Ogni presa. Quanto che mettevi in andare su? Partimmo alle 3 la mattina, 2-3 la mattina con i boa qua, arrivavamo là sui 10, 11 a mezzogiorno, facevamo ora a fare il pochino che io a fare, stavamo là. Se troviamo a mettere le bestie su qualche casotto, era buono. Se no gli fai gli uomini, un po' quelle casotte in presa. E io dopo 3 giorni perché si andava a fare le cime. Stavi via 2 o 3 giorni? Sì. Mangiavi? Sì. Cosa mangiavi? Quel che si mangiava, sì si mangiava mai. Perché l'acqua non si era buono neanche a trovarla, perché in quel tempo era Mussolini sì aveva fatto terre in agricoltura, ma non aveva ancora tirato l'acqua dappertutto. E le nuove bocce che io avevo camminato sicuro anche qualche 7-8 km a piedi per trovare l'acqua. Noi eravamo i fornitori degli uomini che lavoravano, tenere le bestie e procurare l'acqua. E cosa portavi? Cioè, cosa mangiavi? Si portava via la carne, si portava via. Salami, ne era sempre salami musetti coti, canare, gli vea canare, e poi a poi gli fece la famiglia là vicino. Quindi a farci la famiglia, e la famiglia, le prime case che aveva fatto là, era casa e gli ha fatto la pointa. Vi assava? Sì, mia sera. In più facevi sto casotto che dormivi dentro? Sì. Con cosa? Con le canne? Con le canne. E poi? Carne del solo, che era carne del solo. Carne del solo? No, carne poi. Non è vero. No, carne del solo. Chi metteva il paronge, gli faceva anche la riga del solo. Che dopo, la mia che diceva, la mia ne aveva vendere scuole per ponte di piave, scuolette e scuole. Sempre tenuto fuori da Paese? Sempre venuto fuori da Paese. E ora adesso abbiamo capito... E anche i spari che avevano sull'orto la famiglia. E qui era raccolta, scusava i moreri, ti via scuse di moreri, facevi i fascetti di spari da Chio, anche ai tempi là, ben fatti, fusi era meglio di adesso,
e i poteva appunto a vendere. Visto che andava a vendere le Spagna. Sì, sì, sì. Queste corse di Morel. Queste scuse di Morel, non era raffia, non era quello che c'è adesso. Come si chiama qui? Queste scuse di Morel. Scuse. Queste scuse. Scuse. Vediamo scuse, no? Sì. Quindi anche il paio che vi serviva per impaiare careghe, per far vimini, cosa che avevo detto che aveva. I vimini eri dentro i vostri campi sì, o eri sì. fuori? Se puoi andare a cercare dove vuoi, ma gran parte siamo sul nostro territorio. Non gli segnali noi. Più di conoscere il suo. Non so che venisse a segnare dal comune. No. Perché a Pederova su dei messi affidava. No, là non ha di comandava il proprietario sapeva sa mappa fino a che anche dopo che il piano è stato portato via tutto, un po' quei segni della mappa che sanno chi comanda. Ma Valdi, come facevi a orientarvi? Avevi i vostri confini? I vostri ormai ieri andati là, non sbagliava più nessuno. Ma che era di sì, che era di una probolo di non so, sta riga di Pratani qua, o di Arnere, là era un gonfo dove la piave appunto che ero regala anni prima, dove si fermava l'acqua, fin dal gonfo comandava avanzo, di là comandava di Pentor, di qua comandava Bianco, così, tutti conoscevano il suo, non si sbaglia, no? E ora mi dici questi vimini, cosa che facevi? Come che chiamavi innanzitutto? Venchi non hanno, Venchi. da far bianchi, da far festi. Festine, feste. Quanti che ne avevi in proporzione sui vostri 30 campi questi venchi? In campo, mezzo campo. Per calcolare che era, non so, ieri mo 10, 3, 12, e se compriamo quei vimini, i maglioni per tutto l'inverno per tutti quanti. Era compito di cosa te andare a Vimini? Andare a Vimini era compito nostro. In tutta la zona del Ponte di Piazza? Sì, beh, là sui gravi senz'altro. E ne era tanti comunque Vimini su che è grave? Sì, ne era Vimini, tanti. E gli uomini solo, i tuoi stai andava solo? Dai, dava qualche uomo, sì, ma parte nei non li trovavi. Primo caporufa si diremo sacchi perché veniva sul nostro, non arriviamo su quelle guerre. Era una vostra guadagno? Un nostro guadagno che se compravamo la roba d'inverno. Non qualche giocattolo o qualche roba che vi piaceva? Sì, giocavi, era neanche giocavi, ostia. Non era niente, era mia, guardi, se comprava San Antonio che aveva una spesa per Rio, sulla testa, e se metteva dentro i panchine, i 5 schei per là, e se per trovare la musina, dentro un po' di monete. Se no, a una parte andiamo cartucce, per i cambi, cartucce a baite di piombo. Per fare cosa? Materiale bellico per vendere la strassaiola che veniva a ferro, che veniva a torsurame, cartucce, sa cartucce qui da guerra? Ancora che ne era? Arando, quando che sia che condoini che erano in terre, andiamo a Drigo e all'altro per cattare roba, no? E se ne trovava? Se ne cattava, sì. Ma fino al 39? Fino al 39 gliene catta cavò. Cartucci, sì. Gliene catta cavò. Era una ricchezza anche qui? Una ricchezza perché uno che aveva passione veniva, perché quando si dia cara con la scassera del paese, che si spacchia che c'è, perché sta poco partito il paese di piombo. E via la schei, perché piombo gliela paghi, là. Quanto andava per dire? Ostia, adesso non mi ricordo che dire che è una bugia, ma per dire che... Cioè paga più col piombo o con i vimini? Col piombo si chiamava più. Quel paese che il piombo, cartucce e piombo. E passava a Strassariolo o andavi in A Strassariolo passava per casa, passava per la di quando correvamo fuori, che erano in diversi, erano germani, neudi, tutti che erano sul grumetto di roba da larga. Non vi rubavi mai? Era lì, qualche paese si arroveva lì, perché si portava in camera. Sul cantonetto della camera si metteva il paese, a sta roba, sto materiale bellico. E veniva controllata dai vecchi che non potessimo fare la roba che è pericolosa che si prese, perché da lì a portare la roba che la sciopavano. E ognuno si portava il suo muccetto? Ognuno si metteva il suo muccetto e gliela da io. Perché? A parlare adesso? Ma insomma, sapevi sfruttare tutto? Sì, no, la sappiamo e la risfruttiamo tutto sacramenta. Scappava niente. Quando veniva il piave grosso, quello nuovo, che si piglia di alberi, compagnia di avanati, bocce si accorgevamo, andiamo guarda che dicevamo, guarda che un albero quarto su di noi veniva lì, scavava, poi taccava i boschi, e tirava fuori questi agni. Perfino barconi tedeschi, barconi di ferro, che i tedeschi attraversavano il piave, no? Per venire da qua. E si era balzato, stanno in mitragliai, si era barconi di ferro. Ogni tanto veniva. Si veniva su. E ora finiamo con la storia dei vimini. Ora eravate andavi a catarli in sto sta, abbiamo detto. Sì. Era di sta ora? Solo meno chi mua, chi bianchi.
Ah, ti diventava perché? Quando che seccava a scorza la seccava via sempre, ostia, seccava. Ma non cavavi l'altro la scorza? Sì, un tocco di legno, qua ioia, dico, facevi una ioia di oppio, si metteva dentro sto vino, si tirava, E come la tenevi a Ioia? si tira e via fuori dentro bianco, no? Era rida a aver fatto roba. Io facevi l'altro cose te no? A ioia era buon fare la mia, buon fare di quanti? E dopo sta Ioia la piantavi per terra? Intera. E l'altro che sentavi per terra? Intera, quel fassetto dei vimini nella banda, vedete che peso, a sta banda qua i vimini, se che la scusare, a io ai miei le gambe, quando che la scusare, mettevo il bianco per la E a Ioia cosa piantavi per terra? dietro non si piantava, non vorrei piantare, mio le gambe serviva, serviva le gambe, Era alta? è stata fatta 40 cm, 40 La cm, tenevi con una mano? con la mano, là si metteva i vecchi, anche io mi si metteva, Come si chiamava il mestiere? a ioia, Sì, a Ioia, il mestiere era Ioar. Ioar. scusare vecchi. Scu? 20. E quanti che ne facevi? Anche a quintali. Anche a quintali, Anche a ma quintali. in un giorno un tuo che lavorava forte, io, forte. 12-13 anni, Poi farsi 2-3 massetti, poi a fare, non so, 15-20 kg. in un giorno. Sì. Danno che Dio forte, Sì. danno una sola. Era richiesta anche da chi che lavorava, veniva a fare casa. Questo. Ma chi è? Dopo vendevi o veniva a togliere gente? No, da gente veniva dato lì. Da dove venivi? Sto Da gente? Simolmo, Ah, vicino dove? sì. Erai esperti di... Chi faceva da Vigliane Ah, e Sesti. sì, sì, Sa che Simolmo che se... adesso che sei vetrerie, così. Sì, perché adesso mi fa qui quei vimini, ma una volta faceva vimini. Soprattutto da Migiane. Eh sì. Da Migliane e anche a Fiaschetti. Un paio di vimini faceva. Fiaschi, sai, quindi faceva da paia una volta. Quei picei sono Sì, piccini. Fiaschetti, no? Ma sti vimini, che nome che avevi? Venche? Venk. Quanto alto venivi sul piano? Veniva da metro, 70 schei, un metro e mezzo, perché me lo io a stare di voi a mia, tutti, non si può mettere quella metro e mezzo, lo metti insieme da quella metro, separati, perché ora qui andava, d'operai separati. Andava di più quei grandi o quei gei? Ostia, non mi ricordo di preciso da là, penso compagno. Ma i tagliavi ogni anno con cosa i tagliavi? Qua britola, qualunque, no, britola che non ha tirato, britola. Ogni anno? Ogni anno. La rotera? Ogni anno vedi, ma ieri via fuori a Bari, ci taglia stavano che era da piccola. Si faceva più baro? Sì, sempre buono vedi non a dire. Perché volendo si potrebbe anche salire dal su però, Sì. Ma qui lo fa miaglio. non faria. No, c'è un tipo che diceva i farinazzi. Che infatti a foglia passato era colore da farina bianca. No, i farinati, qui lo fa albero. Quei vostri venchi si chiama farinassi, Farinati. 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 Farinazzi? Non esiste perché è No, fe. no, farinati. Farinati, se può dirlo. Sempre mi ha detto quello dell'epoca mi Sì, il nostro. E farinassi era quelli con cui facevi i Sì. venchi, che dopo andava a fare. No, dopo era visto che era creati, che anni sono mica tipo stati creati. I farinazzi si conserva che era bianchi, gli era bifati da bianchi, scusare, de- da scusare, voi da scusare Sì, prima. scusate. Che gli era bifati da scusare, perché era bellissimo, sapeva che erano piacere. E aveva foglia diversa da che Foglia altri, diversa dai che altri. invece si chiamava come gli altri. Venchi. Ma Venchi? anche i farinati veniva bassi. Ma ha visto i calori farinati? Non mi ho visto quelli su a Pederoba, i neri come scuri. Sì. Che ne era di scuri, che ne era di celesti, che ne era di verdi. Addirittura cesti. Sì. Che tra celeste, che tra celeste. Ma scorsa? Sì, sua scorsa. Sì. Anche il farinato, che scorsa era, la mia scorsa né nera e né bianca, sì, una scorsa, cioè mi ricordo di casa. Ma era tre tipi ora. Sì. Però il farinato è un buon legno. E tagliarli voi in buon di una. I farinati. I vuoi che si tagliassi in buon di una, perché sennò imparando le fiasche, l'operarli, chi doveva l'operarli far freddi, si dice fatti sul buon di una, Non devono essere l'una calante. calante. E si martia subito.
Ma invece su mi ha detto che niente, mi guardava. Ah no, si guardavano lì. Parlo di Comodo e di roba. No, ma lì si guardava lì non era. Buon l'una. Sì. Perché ora quelli che via compari che abbiamo chiesto Filiera che dicono che sta si muove e se ti mi freghi stavano, mi freghi stavano che non ti vediamo. E se ti mi da male e se è possibile su guardi all'ombra come strame che fa far carere, poi pagare carere, seccarlo all'ombra. Io credo che venga strame Valtteri. Sì. Sempre sui vostri campi? Sempre sul nostro, che abbiamo strame, che abbiamo canè. Come si chiamava quello di far carreghi? Strame da carè. Strame da carreghi? Strame da carè. Paia da carreghi? No, stran, cioè, non strame. Stran da carè. E dopo era la upa. I canè di upa perché... Ma stran o stram? No, stran. Con la N? Stram? Mio pa che si dice stran, strane perché per carè. Qua, a Rovare, ma no nel paese. Stram da carreghi, ma e a uppa cosa ieri? Canè, qui che fa che canè lunga, cioè, i ne vende anche che par compagni che via fuori a salvare. Che fa piuma, Che è alta. A uppa E il baro a Upa si cria che si passa. Ok. Era nati si andava a Upa all'inverno. Per far cosa? Per fare il panevin. E se vedere i panevin alti 7-8 metri, Qua uppa. qua a Upa. E in più roi qua ci mettevi, no? Roi non era mia, non mi danno male, sai. Canè. Canè. Quando vi in gravo facevi con canè. Se Canè e Upa. E uppa. Se metteva la moglie, se partiva la beatassa agli uomini, quando erano gli uomini, fece tutto il panevin. Ma ascolta, ma e ora con uppa cosa facevi oltre che fare il panevin? No, la Upa serviva a mai i pastanieri. Pastaniere. Ma se non serviva panevin, ma diceva panevin con Upa. E con i ponti di uppa, con i squasse, con i Niente non serviva non niente. facevi scueti, no? No, io non sapeva niente. Al manco che sapeva vino Sul serviva. Sili facevi scueti. Faceva scuoti. Scuoti, tagliare. Coi canè. Sì, Coi canè. Ma non ha detto che a uppa c'è sotto i canè. No, adesso lui sa come fu. La Upa, che i canè, lo sai che i bari chi vende, chi fa che il baro bianco, basso e su che viene, chi è che fa il fioco, una canetta, due canette che fa il fioco. Ma chi fa come un botto della panoccia? No, Quello è un'altra cosa. no. Milena, Quello della pampa, serba della pampa, sì, quello che fa il fiocco. sì, che si forse ostia. Quelli, Quelli che viene lì, che ballo il canè che viene qua lì, ti ricorda? Di chi canè da giardino che fa, che vede piume bianche. ecco, era quelli ieri che aveva uppa. Qui diciamo Upa no. E non è canè qui. No, il canè da paese che è verde fisse, che fa il fiocchetto, Seri. che fa il fiocchetto scuro per fare scoatini là. E come che chiamava qui? Che la si dice canè? Quindi è Scuete, non ho capito. scuete, fa scuete, e fa scuete. Andiamo a trovare la il ponte di ghiaccio a stare in buona, e io mi fai scuete, e io vendia. Ah, tu Come ti anche, vediamo qui? non che somigliava a quelli del giardino. No, Quelli altri piccoli, che no, cosa sì. facevi? Ma no. fa una roba Grigie. grise, scuete grise, Che beh piume, che beh. e io saper farle quando ne fa il fiocco, e che sta ancora nientate, lei mese dentro. Cosa che scoite veniva a far cosa quelli? Che serviva per i signori a spolverarsi i vestiti, scarpiare, e roba pregiata, E anche qui veniva. venduta anche qui. E dopo che altri usi che veniva fatto con queste robe, con queste erbe di Paù, ad esempio? Quei canè, e gli ha fatto recinti per mettere dentro le poame, sul posto dove metta, non so, toe, tagli, mi ha fatto una specie di casona. Nessuno lo sto Ma per carità, No, mi non va a quello. siamo a posto male, erano gli occhietti. No? Che ne ho fritto. Non lo so. Così, non è così ho capito, no. No, ascolta, Per mettere dentro attrezzi di campagna, dove avevi fatto sto casone? distante dai campi 2 chilometri, 1 chilometro e mezzo. In grava. In modo che se io sono un temporale in presa, che io il nostro casone a guardarsi, da dentro. E ora questo megadito dei vimini megadito, che era sto commercio, funghi megadito di erbe di Paù. Sì.
Che era un po' di paù praticamente. Sì, era un po' di paù. Due persone. Un basson. basson. Mi dice degli alberi, ora, che tipo di alberi che era? Là che era tutti taiponi. Taiponi per la gadie. Gadie, cassi, vari, diremo gadia. Sempre il suo nome del piano? Gadia. Taipon, gadia. Albera. Albera, che differenza c'è dal talpone? Albera. La fa le foglie bianche. L'albera fa le foglie bianche. E il talpone invece? E fa le foglie piccole e verdi. L'albera se la massa fa le foglie bianche, non so se hai mai visto di che pianta che fa foglie bianche. E sarebbero tutti due di origine del Piopa? Beh, fa parte del creio, sì. O no? Sì, fa parte del creio. Talpone, Mi fai, noi ho visti, stroperi, lago di Stroperi, cioè no, di Segheri, Segheri, Stroperi, no, Segheri, non Stroperi. no Stroperi. Quello dove vive, con cosa i gavi vive ora? Quei sacche E sa che cosa sia? che viene fuori da Segher, forma sacca. Quello che si taglia dal Segher, Sì. faceva i sacchi. Sì. Sacche, strope si dice sacche, Ma stessa roba, stessa roba, da stesso Segher, da stesso Segher. non si spaccava. No? E che differenza c'è fra il Segher e il Venco? È sempre la stessa famiglia. Solo che il Del Segher Venco- è quello più grande. Il Segher è perché si lascia fare una pianta, cioè il fusto, e si lasciano su, che è un Segher. Ma fra Segher e Stroperi, casa nostra è dopo le Stroperi? No, era simile adesso lui sul Segher, intestarlo alto 4 metri, lui da là e fa la ciocca alle strope, 20, al dirama fuori, invece di andare su dritto, al dirama, e viene fuori uno che fa 20, Ma è la stessa roba di quelli che Compagna. te fai i vimini? sì, se può far vivere anche lui, insomma, Poi no. sì. E qua così anche qua davanti, qua a Rovareno. I Segheri? Sì, uno qua, Ma cioè per ligare il video. sì, i 20, capito? Stropioi, qua gli vide stropioi? Stropioi, ma i stropioi non c'è la stessa roba, è due robe diverse? No, ti accompagna, stropioi la vengono, ti accompagna. Venk non ha di un partietto. Non Qua le piave, qua gli vide stropioi. bisogna venire a arrivare lì, questa roba qua. Perché a Sant'Angelo era lì. Mi faccio vedere. Cos'è? I segheri è una roba, che poi si dati, si spacca, si serve per frato e... Ecco, non ha di la segare, se vario non mi impiantiamo di più. Se mi impiantiamo l'incalmen, per fare venk. Ah, proprio. Sì. Questo è io, basta. E ora quel vento che cresceva spontaneo sul piano... Non si può ligarlo. No, e nei venchi che si può ligarli. Ah, non si può ligare. No, e nei venchi che si può ligarli. Quindi che Zena, pur Sì. essendo tutti i due della stessa famiglia, siccome fa il pioppo e talpone, Sì, talpone e albero. sì, sì, sì. Che si può ligare con la pioppa, Anche così. con poi le fresche che viene su, si può operare come strope. L'operavi? Sì, si operava tanto, per ligare il frumento. Per fin si operava anche no, le rame di morer, dico rame, usava così, Sì. come un vimino no? La poia, la rama, quel che viene da morer. Che i cavalieri che mangiavano la foglia, se metteva via, che andava bene, che era una misura che andava bene, ma portare a ligare il frumento, Ah sì. a ligare carne, a fare tutto che era bello. E meglio non era operare sui vie, e che i piscassi doveva operare a ligare le passine delle linee, su quei settimane che del fuoco, invece una volta che roba a ligare, a portare a casa a fare le fasciniere, che i fascinieri che si fa paura a Sacramento. Le fascinieri non se ne vede lì, qualche pane lì. E ovvio, ora che era talpone, alberi, Garie, opi, piope, era piope, anche piope, e opio, oppio, acero, acero si dice l'opio, acero campestre, sambuc, sambù, dopo che era un altro tipo, quello non mi ricordo, olmi, non era? no, che era sanguinee, guardi, si dice sanguanee, no? Io dico sempre col dialetto del piano. Sanguanee, ma ora mi confondono. Sanguanee. Sanguanee, dopo che era, cosa che era lì? Ornere. Arnera, no, Ornere, Arnera non ha lì. Tante o poche? Lui era Arnera in Australia e Sacramento. Che legno è? Buono o cattivo? È un legno che dalla portata delle 2 anni di vita a metterlo alto sull'aria, se lei in bombe una, durea su una vita perché una volta
se vedi, se lo darà che scarasse hanno. Se posto che viene con le scarasse di ferro, che ti sui, se metti a scarasse di legno, se metti a che vernera perché era bella rete, e si cerca di tagliare il mondo di una e durerà 3 anni sotto. E dopo che femmine a tirare dopo e pizzare il fuoco la mattina, hasta io che busco lunga, di sarpir, di sarpir. Anche su chiave? Sì. Sarpir. Sarpir. Buscare. Buscare sarpir. Buscare o sarpir? Tutte le robe, buscare sarpir. E arnere, sempre queste arnere. Queste arnere. Ed operavi per mettere... Perché i cavi dei vidi si picchiesse e potevi su l'aio, perché su la pianta della vita. Non avevi il ferro. Ma non basta mia. Ma il ferro che avevi però? Sì, ma non basta mia, ferro vuoi a... Finché sia 7 scalate. Sì, sì, sì. E tu e... Ma e vive cosa gli avete tenuto su? Dentro le ore? Qui paio di via. Fai che sia Fai morti? che via. No, vivi. No, come che sei in tante parti che è dall'opio. No, non ha niente. Tutti i vigneti a secco. Dopo io ho cominciato a mettere i morer. Un morer ogni 4 vite, se me dei 4 vite un morer. Dopo però. Sì, dopo pochi anni che sono via avanti, ma chi vigneti là, dica mia dura tanto ancora. Che gli era massa sfruttai? Perché morer da avanti è il magna massa. Magna massa. Dappertutto, no? Dopo tanti capeai, basso le sta. Ma dica dell'arnere, di arnere, ieri era un legno buon, si pensava di diventare grosso. Se era quelle grosse, fate bene, poi viene fuori dei bei carreghi. Con l'arnero, cosa veniva da usare? Poi i carreghi ora? I carreghi, erano gli uomini che tirano fuori è meglio. Arnere? Ogni anno io i carreghi, i carreghi. Da dove venivano questi carreghi? Da Beum. Qualche paese particolare si ricorda? Mi ricordo da Agorbo, un paese. So che mi ricordo bene da Agorbo. E dove si mettevi? Sotto il Tedon. Sotto il Tedon i suoi arnesi. Il Tedon sarebbe il Portego? Portego, ma era terra una volta, non è come adesso che ci vedo. In terra? Sì, era terra tua. Sul Portego mettevi attrezzi? Sì, poi si metteva attrezzi. Tiriva fuori magari il carro se in tria, e poi si metteva. D'inverno e veniva? D'inverno. In sta di guerra perché studiando, lavorando in sua. E si metteva fuori dall'aria sotto il Tedon. Preferiva stare all'aperto? Sì. Cioè non all'aperto, fuori? Comunque in Chiave ha fatto tante carriere sempre chiari là. Perché? Perché eri montato in casa. E non durava i carreghi? No, come adesso non poteva tirare. Perché? Perché in cucina era piena alta, la piena bassa. Butta qua e butta là, e se poco riguardo, e carreghi dura tanto, no? E quanto veniva a costare queste carreghi? So che vi dire più a vedere l'altro schema che arriva in carreghita. Ostia, adesso mi pare che era vidi schemi per carrera in paiarla. Con strame nostro. Sì, ma il parlo da casa che era sorbeto quello che veniva in carreghita perché era robette che costava, si poteva fare nei vidi che stavano fuori 7, 8, era pronto, se vedeva una carrera in giro, ma era cani e gatti, ti borseria i carreghi, a paia, il casino, era come adesso che si guarda oggi qua, oggi là, una volta si vedeva, poco avvocato per portare che stesso tagliare si va a carrera. E era tutto di Orner, non di Selgher. Dopo avanti sei Vernera perché era l'idea. E veniva più bene. Sì. E dopo che altra roba facevi con l'arnero? Ah, niente altro. Socui, non so. No, con l'oppio i socui. Ma li facevi altri socui? Ne regalivo uno dove 5 li faceva. Chi eri? Certo le dico. Eri un artigiano o eri un contadino? Un artigiano, meno contadino, meno artigiano che a terra e faceva socui. Con cosa li facevi? Aveva una assa, l'operato io, oggi era tutto che mi ricordo che la voce ne aveva parlato. Ho fatto accompagnare che sarà sai botte. Nascita, mattina via fuori il segno del piede. Nassa, sarebbe un'ascia? Un'ascia. No, un'ascia, non è qui in Italia. Ma ricurva? Una curva. Come una sappetta? Come? Sì. Fatta conca, che faceva proprio il posto del piede, poi pian piano col corteazo, gli dava lì e segnava un gioco, perché non era neanche, e segnava, è andato il corteazo, e poi pian piano lo faceva niente. So chi sarai. Di legno, loro li facevi? Tutti di legno? No, lui faceva la pianta. Dopo chi i soldi sarai la pe, il tomer. Tomaia. Sì, tomer. Tomer a cavare dei vecchi gli era fugai. E lui si Per sparanare, fatto. Ostia si sparanare. Ma sotto me o compravi al mercato? No, chi mi vecchi, o quei tomeri buoni, o quella curana buona.
Sì, ma la prima volta dove tu hai visto com'è? Se potete Casolino, oggi veniva se potete Casolino, sono qui. E i sogui verdi anche? Sogui verdi. Come che chiamavi qui? Sogui. Sogui verdi e sogui sarai. Quei verdi quando li portavi, quei verdi? Eri più da festa, come eri? No, qui era che si portava tutta l'invernata. Quei serai? I verdi. Qui sarai l'idea di signori che dava in strada, poi c'era qualche show che ne in strada, qualche no, durante lo stay sì, però come uomo di sogui sarai a pochi che portava. Poi costava massa? Serai davanti. Tutti completi. Come scarpe, come vedete le scarpe, solo che sotto era legno. Ma non c'è gaiosse qui, serai? So qui, sarai ma non c'è anche gaiosse dopo? Gli dice gaiosse, però non ha di dire gaiosse. Ma non c'è a gaiossa è fatta con fiata e querta, e adesso è lavorata appunto tutto in legno. Cioè è diverso insomma gaiossa da socco e sì. Tanti risultati di gaiosse che i sogui verdi. Davvero si dice sogui sarai e sogui verdi. Ecco, insomma i sogui serai li portavi Sioli. Sioli. Qui sta meglio insomma. Ecco. Sempre frequentadini. Si inferrava, io andava con il caso del portel, gli teneva conto come gli avesse una reliquia, non per i sogui. E andava anche a mercato magari? E andava altro che a mercato, si sentiva un bel inverno ballardo della batta, patapini, patapon, sogui che camminava. Sogui serai. Sempre sogui serai. Se no, qui i verdi, come ieri? I verdi su appunto, ora? Verdi, non vedo ancora per, no. E qui qua, fatti come sto qua, sarà col taco, basta su sulla scala a buscare le sile, col taco. E quelli sono qui, sono i sogui che te vedi anche adesso? Sì, appunto. Qui sei stati i sogui verdi. Sogui verdi. Invece qui serai era come una scarpa. Come una scarpa, quasi ora io. Non tanto alta. No, via su ben, fine solo dai grigi, com'era. Ora sei gaiosi, è da mia. Ma vadi che dice gaiosi, non ti dicono sogui sarai. Sogui sarai. E si là veniva il padrone di casa, quando veniva in autunno, tutti quanti ne molavano il piede, il padrone di casa che era una braga del legno, tagliava la misura per te, buttava il sacco, tagliava la misura del carta, buttava il sacco, e lei era del KR, bottega, il casolino, si dice casolino, nella bottega, con tutte le misure, tu portava i soldi tutti quanti, non puoi andare là, non hai col piede, via, scogliendo. E per una casa? Per una casa, devi giurare. Per una casa è veggio, diciamo, della famiglia? Sì, quel che lavora solo che mistieria, interessarsi, dottor, prete, comare, e via scorrendo, bottega, misurare i piedi e i guardi, agli uomini, hanno anni così, e portare a casa i soldi. E dopo lui chiede al bacchettino per non fare balufa, per non fare balufa al bacchettino di Giudea, e di quei tui, che di quei tui, o ti viene ai sugli i bei tutti, e era cavaliere, insomma. E le alberi, altri alberi, cioè noghere tante che ne avevi abbastanza serie spontanee o incalmate? No, non che roba genuina, ma non per venire a mangiare, un po' a mangiare che roba. Figli in effetti, il primo avuto nome in anche venduto figli casa mia, perché figli erano di che tipo di figli, era spettacolo, gli veniva fiappi, so piante, gli veniva fiappi, il figlio che era uno spettacolo. Insomma, paia tre platani spontanei, sì, spontanei, no, in anche piantati.